Bene, eccoci qua, abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Casotto, che è promotore della rete innovativa regionale Veneto Green Cluster, riconosciuta da inizio dell'anno dalla Regione Veneto, unica rete d'impresa veneta operante nel campo della sostenibilità ambientale. Allora, l'acronimo è RIR, quindi Rete Innovativa Regionale. Possiamo spiegare cos'è però una rete innovativa e ancora prima cos'è una rete d'impresa? Allora, come funziona? Come funziona? Sostanzialmente la rete d'impresa, lo dice la parola, è un sistema per aggregare a tema, chiaramente su uno sviluppo che è concordato, diversi soggetti che sono imprese, possono essere imprese oppure anche non imprese, chiaramente come nel caso nostro. Per quanto riguarda la rete innovativa regionale, fa parte la rete innovativa regionale di un progetto che è un progetto di sviluppo della comunità europea che tende a valorizzare le eccellenze nel territorio, quindi le eccellenze nel territorio non soltanto del Veneto ma di tutta Europa, quindi l'Alsazia, la Lorena e il Veneto avranno le loro reti innovative per cercare di sviluppare delle tematiche che sono già di eccellenza. Nel Veneto anche la sostenibilità ambientale, grazie ai comuni ricicloni, è stata individuata come, questo lo sanno tutti quanti, che ricicliamo più della media europea, e quindi è stata individuata la sostenibilità ambientale. Insieme alla sostenibilità ambientale, mi diceva prima, c'è l'agri-food, la smart industry, esatto, smart industry, e il settore moda e occhialeria. Esatto, moda e occhialeria. Queste sono le eccellenze riconosciuteci in Europa per quanto riguarda il Veneto. È stata anche una cosa che ha stupito anche noi del settore, cioè aziende proprio come quelle che rappresento, perché obiettivamente credevamo che, visto che c'è tantissimo una mole di rifiuti che vanno all'estero, soprattutto i pericolosi, credevamo che fossero più bravi i tedeschi di noi o piuttosto che i danesi o i belgi, dove ci sono le omologhe per i rifiuti più pericolosi. E invece c'è stata riconosciuta questa attenzione per l'ambiente, questa attenzione per il riciclaggio dei rifiuti, e questo ci ha dato anche motivo, mi ha veramente dato molta energia per aggregare diversi soggetti. Tra cui... fra i punti di forza che sono segnalati, proprio il Triveneto ha un tasso di recupero di materia di scarto secondo solo a quella della Germania, è allineato con Austria e Belgio. Allora, c'è un distinguo per quanto riguarda i rifiuti urbani, è vero, per quanto riguarda i rifiuti speciali siamo sopra chiunque, quindi i rifiuti speciali non sono speciali perché il nome, sono i rifiuti non urbani sostanzialmente, e possono essere pericolosi o non pericolosi. Ecco, su questo, prego. Su questo ci distingue molto rispetto alla comunità europea un'attenzione al recupero della materia prima piuttosto che dell'energia. Cioè, la Germania è molto votata a recuperare i rifiuti in termini energetici, cioè c'è contenuto energetico, c'è potere calorifico all'interno del rifiuto, preferisce in generale la politica economica tedesca bruciarlo per fare calore ed energia, quindi per riscaldare il territorio e fare energia. In Italia invece l'attenzione è il recupero della materia prima ed è proprio il focus principale di questa rete, recupero delle risorse dai rifiuti, perché come dico spesso e continuo a dire, il rifiuto di per sé non esiste, lo so che è uno status giuridico, cioè quando io decido che questo foglio non lo utilizzo più e lo cestino, a quel punto questo foglio diventa un rifiuto. Se invece lo giro perché è bianco e comincio a riscriverci, questo qua lo sto riutilizzando, è ancora un foglio utilizzabile. Quindi questo status giuridico, che è corretto e giusto perché va normato, però fa buttare via, secondo noi addetti del settore, secondo noi attenti all'ambiente, fa buttare via molte risorse, e questo è un peccato. Per quello nasce questa aggregazione che è trasversale, quindi non ci sono soltanto addetti del settore, anzi è una minima parte, c'è la ricerca con l'università, ci sono i produttori dei rifiuti, perché i produttori dei rifiuti sono quelli che ti raccontano il processo, come è stato adesso, nel caso del foglio di carta c'è poco da raccontare. Però quando si parla, che ne so, di un refluo liquido o un fango da galvanica, devi avere un interlocutore che ti spiega a sua volta che materia prima ha utilizzato, ok? Certo.
poi lo caratterizzi da un punto di vista chimico-fisico, quando l'hai caratterizzato a questo punto si apre un mondo, si potrebbe aprire un mondo perché con la ricerca si può valutare se ci sono dei mercati di sbocco per questo rifiuto, non tal quale magari, ma opportunamente trattato. Ed è questo il focus sostanzialmente di quello. Questa è la cosiddetta economia circolare. L'economia circolare, perché Adesso quello che è un parla, rifiuto per un'azienda potrebbe diventare risorsa per un'altra azienda, chiaramente dopo un processo di valutazione e caratterizzazione e soprattutto un processo di trattamento. Questo è. Allora, per spiegare meglio cos'è Veneto Green Cluster, la parola adesso alla regia, vi facciamo vedere un video innovativo alla sua prima uscita. Prego. Veneto Green Cluster è una rete innovativa regionale focalizzata sui temi dell'economia circolare, riconosciuta nel gennaio 2017 dalla Regione Veneto. Green Tech Italy è il network preposto a rappresentare a livello istituzionale la nuova rete d'impresa ed è costituito da imprese, associazioni di categoria, università, centri di ricerca che operano nel settore della green economy. 3 sono gli obiettivi che Veneto Green Cluster si pone. Costituire una piattaforma tecnologica dedicata alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale di applicazioni e soluzioni finalizzate alla trasformazione dei rifiuti, anche pericolosi, in risorse ed energie rinnovabili, per poterli riutilizzare per scopi industriali o energetici, con un impatto positivo per la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. Sviluppare una vera e propria borsa per lo scambio di rifiuti e materie prime seconde attraverso un sistema digitale che agevoli tutte le fasi propedeutiche previste dalla norma, dalla caratterizzazione chimico-fisico-merceologica del rifiuto risorsa alla verifica di possibili impieghi, alla fase di testing con campioni di prova, fino alla regolamentazione economica dello scambio. Essere un hub informativo per lo scambio delle informazioni e conoscenze in materia di ottimizzazione dei processi di riciclaggio di rifiuti e di ottimizzazione dei flussi logistici, in una logica sia interna che esterna riguardo alla gestione della catena di distribuzione. Allora, cercando di tradurre, un gruppo di aziende e operatori del settore sostenibilità ambientale si mettono assieme per 3 obiettivi che abbiamo visto. Uno mi pare particolarmente innovativo, quello della borsa. Cioè praticamente attorno a un tavolo, come si diceva prima, si mettono i rifiuti di un'azienda che potrebbero diventare risorsa per un'altra, insomma, in qualche maniera. Allora, il discorso della borsa... Dobbiamo un po' tradurre in modo sì, che tutti possano comprendere. Chiaramente è un modo di dire, perché non è proprio la borsa tipo Piazza Affari o la borsa delle merci, però abbiamo preso sicuramente spunto da il decreto Ronchi, che è il decreto che sta alla base sostanzialmente di tutta la normativa ambientale, che definiva lo scambio dei rifiuti. Era un'operazione fra i vari recuperi dei rifiuti, era previsto anche lo scambio dei rifiuti, che non è tu mi dai carta e cartone, io ti do la plastica, chiaramente. Era finalizzato a dire proviamo a vedere se un rifiuto prodotto da un'impresa può diventare risorsa per un'altra. Ad esempio nel caso dei cementifici ci sono molti rifiuti che possono essere riutilizzati e che provengono magari da qualche fango di depurazione, opportunamente trattati chiaramente. Quindi il discorso borsa dei rifiuti deve essere vista, al di là del termine, come la fase propedeutica per far incontrare domanda e offerta, per far incontrare o per far tradurre un problema in soluzione. E questa piattaforma sostanzialmente, lo diceva un po' il video, prevede la prima fase, che è una forte caratterizzazione del rifiuto da un punto di vista merceologico ma anche di inquinanti. Okay? Quando è caratterizzato il rifiuto si cercherà di trovare il mercato di sbocco sulla base di accomunanze chimico-fisiche e ci si chiederà può essere utilizzato, se sì, in quale settore. Fatta quest'altra fase, chiaramente sarebbe troppo bello che il rifiuto tal quale potesse andare direttamente in un settore,
ci si chiederà che tecnologie servono, che processo si deve adottare per portare il rifiuto alle caratteristiche richieste dal settore. L'ultima fase è quella della industrializzazione con calcolo tecnico e economico di quelli che sono costi e benefici, cioè il processo costa troppo fa costare troppo questo rifiuto rispetto alla materia prima che andrebbe a sostituire, oppure addirittura la fa costare meno. Fatto tutto questo processo, che chiaramente non si fa in 2 minuti, quanto più è complesso il rifiuto e tanto più sarà lunga la catena, si arriva alla definizione dello sbocco, possibile sbocco del rifiuto nel mercato. E a quel punto la borsa dei rifiuti, questo portale che abbiamo intenzione di creare come sistema che regolamenta, sarà quel sistema che dà a tutti, e quindi in estrema, voglio dire, trasparenza, dà a tutti questi risultati in modo che chi è interessato possa dire: beh, questa tipologia di materia prima seconda sostanzialmente può essere utilizzata da me, quanto costa, e quindi si crea sostanzialmente il flusso economico di richiesta, di domanda e offerta. Per concludere e far capire fino in fondo, Veneto Green Cluster ha degli uffici, è un'azienda, è un ufficio, cos'è oggi? Allora, siete partiti da poche settimane? Siamo partiti, chiaramente ho messo a disposizione, perché l'azienda 30 secondi. L'azienda capofila è Elite Ambiente, quindi per ora gli uffici sono presso Elite Ambiente, che è a Grisignano di Zocco, quindi è vicentina come nascita, però è veneta sostanzialmente. Hanno aderito aziende di tutto il Veneto. Quindi è un punto di riferimento, sì, per altre, un network. Un network, esatto, un network. Benissimo, per concludere ad Antonio Casotto, posso dire che Veneto Green Cluster è la trasposizione imprenditoriale concreta del vecchio adagio: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma? Assolutamente sì, proprio mi piace, anzi. Grazie, buon lavoro, perché credo che il progetto sia davvero interessante, innovativo e porta il Veneto e il Nord-Est più in generale all'avanguardia in questo settore in Europa. Grazie, a domani.